Amici di Sportisidi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso qui per commentarvi la 27esima giornata del campionato di eccellenza Girone A, che vede scendere di casa, che vede scendere in campo, scusa, i padroni di casa, l'Accademia Trapani e gli ospiti Castellammare. Due formazioni alla ricerca di punti per obiettivi forse diversi, forse simili, questo lo dirà sicuramente il campo. Sicuramente possiamo dire che l'Accademia Trapani vive un momento eccezionale. La vittoria all'ultimo turno contro il Don Carlo Misilmeri non può che essere quello di una formazione alla ricerca del posto nei playoff. Insomma, mister Amoroso lo meriterebbe anche per quello che sta facendo effettivamente da quando è subentrato in panchina. I suoi ragazzi stanno facendo prestazioni partita dopo partita, sempre alzando di più l'asticella. Insomma, è qualcosa a cui bisogna dare atto sicuramente va dato atto a colui che è il bomber di questa formazione. Secan non ha segnato nel match con il Don Carlo Misilmeri, ma è chiaro che fa tanto altro, un lavoro importantissimo quello per lui, quello da parte sua. Non segna Secan, però il gol lo può fare anche in Barraco, ed infatti così è stato proprio nell'ultimo match contro la formazione di Mister Napoli, vincendo con il risultato di 0-1. Dall'altro lato invece Castellammare ha pareggiato in casa, dunque tra le mura amiche, contro la super giovane Castelbuono, forse un pareggio che lascia un po' di malumori, perché comunque Castellammare è una formazione che è partita con anche un obiettivo diverso, poi si è un po' fermata, qualche sconfitta e la vittoria manca da un po'. Infatti è datata 2 febbraio contro il Partinico Audace, una vittoria in trasferta 0-1 in quel caso. Poi risultati non proprio esaltanti tra sconfitte, tra pareggi. Oggi è una partita importante anche per la vicinanza di questi due posti, Trapani e Castellammare. Chiunque conosca la cartina geografica siciliana sa bene quanto queste due squadre distino dal punto di vista prettamente territoriale, quindi non può essere una partita con le altre. Potremmo parlare di derby, sicuramente è un derby sportivo, visto che sono due squadre che fanno parte della nostra galassia. Nel frattempo vediamo le squadre quasi in campo, perché sono davanti il cancello giallo. Adesso noi vi zoomiamo anche l'immagine per rendere più nitida quello che vedrete chiaramente durante la partita. Già entra il portiere che sta continuando, ultimando il suo riscaldamento. I portieri sono da un lato Di Paolo, dall'altro Mistretta, e Mistretta che è stato anche uno dei protagonisti dell'ultimo match contro il Don Carlo Misilmeri, con diverse parate abbastanza importanti che non hanno permesso ai biancorossi di strappare quantomeno un pareggio, forse meritato, forse qualcosina in più addirittura per il Misilmeri. Però l'Accademia Trapani ha dimostrato che quando bisogna vincere, sfruttando forse l'unica occasione o una delle poche, perché qualche altra occasione c'è stata chiaramente durante il match, mister Amoroso non se lo fa ripetere due volte, la palla va dentro e poi la vittoria arriva. Insomma, questo è sicuramente un qualcosa sul quale il tecnico lavora tanto in settimana. Oggi però bisogna anche parlare di un'assenza pesante, quella di Campanella, probabilmente l'uomo più in forma insieme a Secan della formazione di casa. Parte dalla panchina, vedremo se lo ritroveremo in campo poi nel corso del match. Nel frattempo si continua a perdere un po' di tempo, siamo anche un po' in ritardo, non sappiamo il motivo, però insomma vedremo quando le due squadre faranno il loro ingresso in campo. Intanto entra mister Amoroso, dall'altro lato invece mister Cardinale dovrebbe essere in panchina, a meno che non si sia mosso negli ultimi istanti, dovrebbe essere sempre alla nostra sinistra. E la musica continua invece a fare compagnia, un pubblico forse non numeroso rispetto a quelle che erano le premesse di questa partita, però insomma c'è anche la diretta. La comunità di vederla da casa chiaramente è abbastanza ghiotta. Nel frattempo presentiamo anche i tre direttori di gara, l'arbitro è il signor Mirko Curro, poi abbiamo assistente 1 Armando Rando e Enrico Roteri, che sono i tre arbitri. Arbitro e chiaramente assistente 1 e assistente 2, tutti e tre una terna messinese. Dunque per questo derby tra Accademia Trapani e Castellammare. Nel frattempo sta ultimando il riscaldamento anche Riccardo Tarantino, lo vediamo con la maglia numero 3, vicino a lui c'è anche il capitano Andrea Adamo, 3 gol per lui. Il miglior marcatore invece continua a essere l'attaccante Malik Ba, 6 gol. L'altro lato chiaramente è Secan. Sono arrivati adesso i direttori di gara, sono usciti dallo spogliatoio, pizzico di ritardo dicevamo, perché sono le 3:05, quindi sono 5 minutini che abbiamo persi oggi, però sicuramente per questa gara varrà la pena anche perdere qualche minuto in più, perché lo spettacolo sicuramente è assicurato.
dicevamo. Ora, l'Accademia Trapani, però, escludendo questa partita, le prossime 3 a 3 scontri diretti, Parmonval, Athletic e San Giorgio Piano, insomma, non partite facili, però bisogna crederci fino all'ultimo, perché la squadra c'è, il mister c'è, la voglia c'è, e insomma, bisogna soltanto prendere i punti. Nel frattempo entrano le 2 squadre, accompagnate proprio dai 3 direttori di gara, con un timido silenzio al momento. Siamo sicuri che inizieranno poi a cantare anche il pubblico di casa. Oggi è corso al Roberto Sorrentino per tifare i propri colori. Vediamo se ci sarà anche qualche bandiera del Castellammare. Nel frattempo lo speaker che annuncia i giocatori in campo, noi lasciamo a lui, così ascoltate anche voi le presentazioni. Allenatore il signor Vito Canetta. Con il numero 1, Bistrecca, con il numero 2, Gianfrey, con il numero 3, Renazza, con il 4, Galanno, con il numero 5, Egenia, con il numero 6, Giorgiu, con il numero 7, Giovanna, con il numero 8, Steffa, con il numero 19, Steffa, con il numero 20, con il numero 11, Salato. Coadiuvato da Armando Rando ed Enrico e anche loro E adesso, dopo la presentazione anche del meraviglioso speaker, come sempre dell'Accademia Trapani, insomma, siamo finalmente all'interno del rettangolo di gioco verde. Mister Amoroso dovrà fare sicuramente anche di necessità virtù per questo finale di campionato. Ricordiamo le 3 partite, l'abbiamo detto anche in precedenza: San Giorgio Piana, Athletic e Parmonval, non in quest'ordine di apparizione, però saranno queste le prossime partite. Bisogna fare i conti anche con gli infortunati, perché in settimana Oddo e Gambicchia, insomma, hanno terminato la stagione anzitempo per brutti infortuni al ginocchio, entrambi rottura del legamento crociato. Quindi noi intanto facciamo chiaramente un grossissimo in bocca al lupo ai 2 calciatori, perché li vogliamo vedere nuovamente in campo, perché stavano facendo entrambi una grande stagione e purtroppo adesso per qualche partita, anzi per qualche mese direi, non li vedremo più. Però nel frattempo ci sono tanti altri calciatori in campo, e sicuramente Mbie, Secanne, Barraco, su tutti, che è uno tra i più in forma, daranno il loro contributo per cercare di non far pesare le assenze. Nel frattempo Mbie è sul pallone e inizierà con lui la partita. Il signor Currò guarda il cronometro, fischietto in bocca, finta da parte di Mbie anche a Guaiana, che ride un po'. Guaiana tra l'altro è anche un ex. Inizia il match. Daguan oggi schierato come vertice basso, perché appunto dicevamo manca Campanella, per lui un'infiammazione al piede, quindi insomma è assente almeno dai titolari. Vedremo se effettivamente sarà assente per tutta la partita. È un giocatore fondamentale nello scacchiere di mister Amoroso, sicuramente credo che lo vedremo in campo, perché fare a meno di lui è veramente tanto tanto difficile. Intanto sbaglia nel rilancio Giorgiu. Vediamo invece Benivegna come centrale. Questa è un po' la scelta per andare a sopperire appunto all'assenza di Gambicchia, che ha fatto molto bene nelle ultime uscite. Purtroppo nelle match con Don Carlo Misimir è uscito dalla partita con questo brutto scherzetto, rottura del legamento crociato, insomma un infortunio molto molto grave. Noi auguriamo di tornare presto in campo. Dall'altra parte invece vediamo Ravazza che gioca sull'alto di sinistra per andare a completare il quartetto. Cammareri chiaramente sempre il terzino destro, con Benivegna che invece gioca centrale, dicevamo, e si allontana un po' dal ruolo di terzino. Tra l'altro invece dicevamo un altro ex importante della partita è Guaiana, che giocava qui inizio stagione. Chissà che insomma non voglia fare uno scherzetto invece ai suoi ex compagni con un gol. Intanto Secanne se la porta con il tacco, pressato da Messina, che è il vice capitano di questa formazione. Invece il capitano, dicevamo, è Adamo. Di Paola invece in porta. Adesso vediamo anche contezza lo schieramento del Castellammare, perché dovrebbe essere un 4-2-3-1. Si appoggia per la velocità tentata dal ribaudo, va sul fondo, crossa dentro. Ravazza qui è molto bravo ad allontanare un po' come può, in realtà prima con un aggancio, poi con questo tentativo. Forse un po' il vento non l'ha aiutato sicuramente, ma sappiamo è una particolarità di questo posto.
ovviamente è sempre presente all'interno delle partite rimesse un po' rivedibili di Adamo. Infatti forse Amoroso dice qualcosa. Daguanno, NBA, chiama Mistretta, c'è la pressione alta da parte di Malik Ba, lui preferisce andare lungo verso Barraco ma sbaglia, quindi confermiamo dovrebbe essere un 4-2-3-1 quello del Castellammare con Piazza come terzino destro, centrali Adamo e Bartolomeo Caronia che con la sua esperienza farà compagnia appunto ad Adamo, una difesa tanto esperta. Intanto Frisella va sul mancino, traversone deviato e poi allontana come Pombier dopo il lavoro anche da parte di Benivegna che lo fa adesso, cicca la conclusione, poi Ribaudo che qua tentato, anzi no, si trattava di Musso. Dunque dopo 3 minuti abbiamo visto degli attacchi sia da un lato che dall'altro, però due squadre che quasi sembra non vogliano scomporsi più di tanto perché sanno che i 3 punti in palio oggi sono veramente pesanti. Castellammare per cercare di tornare alla vittoria dopo, ricordiamo, manca da tanto tempo, inizio febbraio contro il Partinico Audace. Ribaudo, palla per Ba che può calciare verso la porta, viene chiuso però da un ottimo intervento da parte di Ravazza con una diagonale magistrale, poi Benivegna allunga verso Mbie, questa è la prima occasione da gol, dopo 3 minuti non ha calciato in porta ma ha calciato veramente tanto vicino. Poi Frisella viene fermato, in questo caso da Jargeau, sempre molto puntuale il centrale, uno dei migliori di questa categoria, su questo non ci piove. E dunque rimessa laterale, zona prettamente offensiva, con Frisella, allunga verso Messina, testa di Mbie. Bah, mette giù la palla, lontana dalle parti di Barraco che vuole autolanciarsi, poi Secan anticipato, mette una pezza. Oggi è un po' pesante l'assenza quindi di Oddo, così come quella di Gambicchi e soprattutto quella di Campanella, però quest'ultimo dicevamo è in panchina, quindi in realtà potrebbe anche subentrare, vedremo se mister Amoroso avrà bisogno del suo aiuto, se invece lo risparmierà. Oggi gioca infatti Daguan in quella posizione che nelle ultime 2 gare è un giocatore molto duttile perché con le Misilmeri ha giocato come esterno, invece nella gara precedente contro il Lascari Cefalù è entrato prima come esterno, poi si è messo in mezzo al campo giocando come mezzala. Lo scorso match con le Don Carlo Misilmeri prima esterno, poi anche qui in mezzo al campo come interno, quindi un giocatore piuttosto duttile. Il mister Amoroso può vantare di avere effettivamente un giocatore così importante all'interno di una squadra, un giocatore capace di poter giocare in tutte le posizioni. Oggi addirittura lo vedevo col vertice basso, la sua tecnica, la sua velocità potrebbe essere effettivamente una soluzione interessante. Intanto Tarantino cerca il traversone, Benivegna allontana, la controlla come può, poi Daguanno, Ravazza, quasi la palla verso di noi, ma non arriva, andrà Adamo. Bah, cerca di controllare, non si passa con Ravazza che poi subisce forse anche fallo, levo il forze, subisce fallo e dunque calcio di punizione, occhiataccia, 3-2. Andrà Ravazza dunque, allunga il campo come può Samanna, però forse Ravazza guarda da tutt'altro lato, perde tanto tempo, il rilancio verso Secan, testa di Caronia, via di testa anche lui, Piazza, controlla e si vede anche un po' l'assenza dei calci piazzati da parte di Campanella che solitamente li batte tutti lui, non ci sono mai dubbi. Invece Ravazza, l'avete visto, ha perso tanto tempo, forse perché non sapeva realmente che tipo di azione imbastire, quindi l'assenza di Campanella è importante anche per questo. Frisella mette dentro verso Ba che calcia, Giorgio era un tiro destinato fuori, poi Buongiorno aiuta anche in fase difensiva, Daguanno, Bala meglio, Piazza, ancora Malik Ba, poi l'anticipo di Secan che va a prendersi il pallone, fa sportello di mezzo a 2, si sente la botta fino a qui e dunque calcio di punizione. Buon lavoro come sempre di Secan. E dunque calcio di punizione con Benivegna, questa volta si incarica lui ma anche lui perde un po' di tempo. Mbie in mezzo al campo, in mezzo a 2, Messina prova ad aiutare Ribaudo, poi Daguanno sulla destra sale Cammareri d'esterno, bella palla, poi scambiano i 2, si va all'interno del campo con Samanna che cerca un'intuizione di prima verso Secan, era una buonissima idea in realtà questa, Di Paola però fa facile preda. Poi Benivegna addirittura fuori dal campo, no,
preso quasi i tifosi posizionati nell'ultima fila. Palla che viene gentilmente restituita da parte di un tifoso direttamente tra le braccia di Tarantino. Testa di ribaudo, questa volta sbagliata. Si è visto poco in realtà Guaiana al momento, l'ex di turno non ha giocato tanti palloni, sta vagando tanto. Si è invece visto di più Malik Ba, che già ha avuto una ghiottissima occasione, chiuso la Ravazza, poi ha calciato in porta in qualche istante dopo con la non chiusura, però insomma palla intercettata da Giorgio, palla che si è praticamente ritrovato in realtà. Tanto Cammareri mette in rimessa laterale. 7 minuti e 42 sul cronometro da parte del direttore di gara, 0-0 il risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisiri. Una gara che però sta vedendo al momento il Castellammare meglio. Poi conclusione da fuori, tentata, pallone poi di Torà che finisce fuori dal campo con il ribaudo che ha provato con questo pallone che effettivamente stava rimbalzando anche bene. Era un'occasione ghiottissima, però non l'ha presa bene. Dicevamo partenza un po' a rilento da parte dell'Accademia Trapani, l'ho fatto anche in realtà nello scorso match, l'ho fatto anche col Cefalù, però in entrambi i casi ha vinto, quindi credo che sia un mood quasi potremmo dire di Mister Moroso, ovvero partire forse un po' a rilento, un po' a diesel, direbbe qualcuno, per poi mettere la prima, e lì quando mette la prima Secan, quando mette la prima anche giocatori come Buongiorno, come Barraco, insomma poi diventa tosta per tutte le squadre, lo sanno bene chiaramente Cefalù e Don Carlo Misimmeri, che sono le ultime due squadre che in ordine temporale hanno perso proprio con l'Accademia Trapani. Adamo, una volta rimesse non perfette. Ndie. Ravazza cerca di fare correre Secanne, in anticipo Caronia, che vuole la testa di Bacet, però quella di Benivegna, mette giù da Guarno, sempre molto molto elegante, Cammareri, palla sul lato di destra, poi cerca l'imbucata, il velo tentato da Secanne, sbagliato, Messina al centro, passaggio errato, poi in via sbaglia il controllo, Guaiana fa un gran bel lavoro, poi scambia con il ribaudo di ritorno, Benivegna va ad arpionare questa palla, una scivolata quasi alla Raja Nainggolan per tenere lì il possesso, fa una gran bella chiusura, poi Adamo senza badare allo stile, allontana come può, Ravazza regala il pallone al ribaudo che la controlla, c'è la pressione da parte di Buongiorno e lo infatti sbaglia il passaggio e quindi rimessa per l'Accademia. Ravazza, testa di Adamo, perfetto qui nello stacco, poi Buongiorno da Guanno può cambiare lato, vediamo perché c'è Cammareri, preferisce fare un aggancio e farlo adesso questo passaggio. Adesso è solo Cammareri, va al centro, Barraco, un piccolo rimpallo lo favorisce, Barraco ancora, va sul sinistro, Adamo fa una bella chiusura, poi conclusione da fuori, tentata da Buongiorno, palla fuori. Andrà quindi Di Paola, che lascia però in realtà Caronia, facendo Di Paola ai compagni di salire perché si deve alzare un po' il baricentro, Caronia andrà lungo, lunghissimo anzi. Guaiana con quasi con la clavicola ad aver passato questo pallone. Poi Piazza è veloce, Ravazza lo affronta, due giovanissimi di questa categoria, trova il traversone, neanche il primo calcio d'angolo della partita. Adesso potrebbe andare Ribaudo, lui che effettivamente è uno dei battitori di questa squadra, solitamente batte tutto lui, vediamo se continuerà anche in questo match. Il numero 8, un gran bel piede, vediamo se e come crosserà. Ma col sinistro, secondo palo, forse anche un po' eccessivo questo secondo palo da parte di Ribaudo, palla fuori e dunque si rimane con il risultato di 0-0, meglio Castellammare però. Adesso va Mistretta a battere la rimessa dal fondo, lui che ha mantenuto la porta inviolata nel match ultimo contro il Don Carlo Misimmeri, una buonissima prestazione respingendo quelli che erano gli attacchi di Capitan Cerniglia e compagni su tutte la grossissima occasione però dove lì in realtà il portiere non l'ha toccata, sulle contropiede di Vito Sannasardo in cui con il piattone ha sprecato tutto il classe 2005 ex Marineo. Lì sarebbe stata veramente dura. Poi il gol di Barraco ha messo la partita in discesa per l'Accademia Trapani, che ha comunque continuato a difendere
Mbie allarga dalle parti di Ravazza che guarda la porta, potrebbe provare, poi cerca un traverso sul secondo palo, la tocca, non vuole rischiare nulla Tarantino, sarà calcio d'angolo il primo anche per l'Accademia Trapani. Manca, dicevamo, Campanella, vediamo chi batte, sembra Barraco ma si avvicina da Guanno e infatti lascia a lui la battuta, sale Giorgiù, un po' a rilento ma sta salendo adesso, va sul secondo palo, è uno schema, Cammareri aggancia, traversone ribattuto da Piazza, si dispera un po' mister Amoroso che avrebbe voluto forse un cross migliore da parte del proprio capitano. Nel frattempo Benivegna torna in difesa, ormai una costante con i calzettoni aperti nella zona del polpaccio per chiaramente evitare quelli che sono crampi o comunque di allontanarli il più possibile. Nel frattempo Caronia con Adamo, però attenzione alla posizione, e infatti viene anche marcato da parte di Samanna che era liberissimo sulla sinistra, Piazza però è tornato perché Piazza è stato colui a intercettare quel pallone sul cross di Cammareri, quindi insomma ha fatto una bella corsa da sinistra a destra. Tarantino, rimessa lunga, Guaiana va a spizzare, poi la tocca a Ba, si appoggia, Frisella, Guaiana di prima, gran bella palla sulla velocità di Ba, che veloce con Benivegna, entra dentro l'area di rigore, può calciare, invece cerca un traversone anche interessante perché Piazza stava per arrivare ma c'era anche soprattutto il ribaudo, palla però ribattuta in calcio d'angolo, dunque continua ad attaccare Castellammare. Nel tempo continuano ad arrivare i tifosi, dunque si sta un po' popolando quella che è la tribuna del Sorrentino di Trapani. Cross dentro, Giorgio di testa allontana Mbie, poi Barraco prova a mettere giù la palla, non ne riesce perché ha due maglie bianche vicino a lui, infatti non riesce nel controllo, poi rischia Frisella, passaggio non è perfetto, poi il dribbling tentato da Daguanno e l'ultimo tocco è di Barraco, un po' sconsolato, partito forse un po' troppo a rilento il numero 11, vediamo se si accenderà da qui alla fine del match. Lui che ha dato la vittoria proprio della sfida contro il Don Carlo Misilmeri sull'assist di Daguanno, un asse abbastanza calda perché anche contro il Lascari Cefalù è arrivato un gol proprio di Barraco su assist, sempre del numero oggi 4. Samanna, buono l'aggancio, lo porta lontano Piazza, poi Adamo chiude la strada, si complica anche un po' la vita perché Samanna aveva quasi preso il pallone, voleva anche una rimessa, non è così per il signor Currò che dice rimessa bianca. Adamo, pallone a campanile, Secan, Caronia, poi Buongiorno, la controlla, calcia con il destro! Che gol ha fatto Buongiorno! Ed è il vantaggio dell'Accademia Trapani, non può nulla di Paolo, esulta con il pubblico, forse un cuore verso qualcuno della tribuna, forse la famiglia, forse la fidanzata, non lo sappiamo, ma comunque è 1-0, che gol da parte di Buongiorno. La palla effettivamente era troppo ghiotta per non essere calciata così e lui non se l'è fatto dire due volte. Giorgio Buongiorno, un gran bel gol da vedere e rivedere, tanti applausi meritati per il giovane numero 10 che oggi gioca in quella posizione al posto, dicevamo, proprio di Oddo, che si è infortunato in settimana. Frisella cerca di mettere giù il pallone, poi passaggio un po' velenoso da parte di Cammareri, Giorgio allontana verso Barraco, dunque si è sbloccato il risultato alla prima vera occasione della partita per l'Accademia Trapani, subito cinico, un po' questa è il marchio di fabbrica di questa formazione. Cammareri, Mbie, col sinistro, molto bene qui, poi Buongiorno, dialogano i due, sbaglia questa volta il passaggio verso Barraco perché c'è l'anticipo di Tarantino, poi con il petto Guaiana però è posizione di fuorigioco, non di molto, però leggermente oltre, con l'assistente che ha infatti segnato subito al signor Currò la posizione di offside, e dunque dopo 16 minuti 1-0, gol di Buongiorno. Benivegna guarda lo scatto di Samanna, cerca invece, trova soprattutto Secan, che questa volta nell'aggancio non è perfetto. Caronia, Messina, palla lunga per Bala, controlla ancora Basta, la porta di testa, e non sbaglia, ed è pareggio subito del Castellammare, bandierina abbassata
ed è pareggio. Dunque, dopo nemmeno 2 minuti, ottimo l'incursione da parte dell'attaccante che se la porta avanti con la testa, batte in uscita Mistretta e fa 1-1. Pareggio effettivamente meritato per Castellammare, perché era partito anche leggermente meglio rispetto ai padroni di casa, e dopo 17 minuti la gara si è già sbloccata. Insomma, non ci stiamo annoiando questo pomeriggio. Nel tempo Adamo chiama e suona soprattutto la carica dei suoi. Mbie, Cammareri, bella giocata. Secan di prima, apre dalle parti di Barraco che può rientrare sul sinistro, trova però Frisella che è molto bravo nel rientro, però regala il pallone a Daguanno che crossa dentro. Adamo allontana come può il capitano, poi Daguanno ancora mette la palla giù, complicatasi, e regala a tutti anche una gran bella giocata tecnica con questo sombrero. Poi però sbaglia il passaggio, non si capisce con Barraco, e dunque 1-1. Caronia, il lancio lungo di Caronia sulla testa però di Giorgio che sale sopra Guaiana. Dicevamo, l'Accademia Trapani ha 3 partite molto complicate, non si può dire invece lo stesso delle Castellammare, che invece ha 3 partite che potrebbero essere identificate come semplici, o comunque gare da poter anche controllare con più facilità. Contro Folgore Calcio Castelvetrano, Marineo e Città di San Vito sono 4 match, anzi 3 match, scusa, abbastanza agevoli per mister Cardinale. Poi chiaramente noi nel post partita la faremo questa domanda e vedremo lui come risponderà, però saranno 3 partite dove Castellammare, se vuole comunque puntare a un posizionamento in classifica sempre più alto, oltre che chiaramente la salvezza, deve fare il risultato. Ma intanto si deve pensare soprattutto a questa partita, con questo pareggio che al momento sta maturando dopo 20 minuti. Ricordiamo il gol di Bongiorno, poi il pareggio di Malik Ba che fa 9 gol in stagione, 7 in campionato. Intanto calcio di punizione, va Messina, lui che sta guardando la porta attentamente, è lontano, però Messina il piede da lì è un piede interessante, vediamo. Va Messina, cerca la porta, ribattuta dalla barriera, brutta conclusione però da parte di Messina, che aveva tentato una conclusione bassa, poi traversone, lascia lì verso Tarantino che rimette dentro col destro nel suo piede, però c'è anche una posizione di fuorigioco. Nel frattempo si alza anche un pezzo di manto, insomma, non bellissimo da vedere, con Giorgio che va subito a rimetterlo al proprio posto. Non perfetto, forse il manto erboso oggi. Mistretta, Benivegna, la controlla con il sinistro, poi prova il rilancio per la velocità di Secan, Caronia in netto anticipo e appoggia da Di Paola. Rilancio lungo, Giorgio con il petto, molto bravo qui, Daguanno allunga ancora il campo per la velocità di Barraco e palla in rimessa, no, perché Daguanno la tiene pure in campo con il contesto con Frisella che prova a lanciare basso la velocità. Giorgio è sempre prontissimo, Daguanno si è un attimo fermato perché forse credeva che la palla fosse terminata fuori, non per il signor Curro che invece ha fatto continuare, e dunque rimessa tra le per il Castellammare sotto gli sguardi del pubblico presente. Tarantino sbaglia la rimessa. Buongiorno, lancio lungo per Guaiana, ancora una volta pizzicato in posizione di fuorigioco, poi aveva anche sbagliato sotto porta, però insomma si gioca tanto con queste palle in profondità anche sul filo del fuorigioco. Questi sono palloni comunque importanti, abbiamo visto sempre Malik Ba andare su questi palloni, adesso lo fa anche Guaiana. Chissà che i due non si scambiano di fatti la posizione andando a giocare. Intanto qui sbaglia il passaggio, Messina va sul mancino, può calciare Messina e la palla esce fuori non di molto, ma qui brutto errore da parte della difesa di casa, e qui forse mi sarà moroso, qualcosa la deve dire. Infatti chiedo scusa a Giorgio, questi errori possono veramente costare carissimo in una stagione. Messina non ha segnato, però
Ci è andato vicino più che mai a questo gol. Si rimane dunque sull'1-1 con Mistretta che va a lungo. Testa Secan, poi Buongiorno allarga molto bene dalle parti di Barraco che può agganciare col destro. Vediamo se rientra. Barraco sul destro cerca un traversone col petto Adamo. Bisogna vedere se la palla potesse andare in porta. Da qui non si è capito molto bene, però forse voi che potete tornare indietro con le immagini vedetelo, poi ce lo dite chiaramente, perché bisogna vedere anche un po' la prospettiva. Da qua sembrava potesse andare in porta. Tanto Messina, rilancio lungo, Benivegna di testa, allontana Daguan in anticipo, netto, si appoggia da Cammareri, esterno, Daguan ancora, mette giù questa palla, pressione di Ba, Cammareri ancora, Benivegna, c'è largo Ravazza, va su Samanna, dialogano i due, Secan col tunnel addirittura, che giocata di Secan. Cammareri da sinistra verso destra, il capitano sale e dal centro Secan di prima, grande palla, Barraco la controlla, palla che rimane ancora lì, Barraco doppio passo, calcia! Palla fuori, però quando si accende Barraco si accende anche la squadra di Mister Amoroso e non è un caso. Frisella. Taguanno. Chiude piazza molto bene. Stiamo guardando anche meglio un po' la setta del Castellammare. Forse più che un 4-2-3-1 è un 3-5-2 con Tarantino che ce lo aspettavamo un po' più largo, ma in realtà fa il classico braccetto di sinistra. E dunque Piazza invece, che inizialmente è partito quasi come terzino, adesso sta facendo praticamente l'esterno a tutta fascia, quindi in realtà è un 3-5-2 con Messina che quando sale fa il trequartista, quindi in realtà è un 3-5-2, 3-4-1-2. Poi adesso cerchiamo di capire ancora meglio, però deve essere questo lo schema con Frisella che invece fa l'esterno sinistra a tutta fascia, cross dentro, non stacca di sta nessuno, poi Adamo la tocca, ma la tocca soprattutto Ravazza che allontana come può, insomma continua ad attaccare il Castellammare perché su quello stacco di testa Adamo non è arrivato veramente per pochissimo. Frisella mette palla dentro l'ex Misilmeri, poi la tocca Ambie, in vantaggio Buongiorno, bella giocata, poi allontana Tarantino e quasi diventa pure un tiro, con Mistretta che invece l'allontana con il pensiero chiaramente perché la palla era nettamente fuori. E dunque rimessa dal fondo, minuto 25, mancano 20 alla fine del primo tempo, 1-1, grande bella partita questa al Sorrentino, con le due formazioni che si stanno dando battaglia dal primo minuto di gara. Esce Caronia, la spizza però come poi Buongiorno, poi Daguanno, Cammareri messo un po' in difficoltà, poi Frisella in anticipo. Daguanno ancora scivolata. Daguanno. Palla sulla verticale. Tarantino nettamente in controllo. E dunque Di Paola mette giù il pallone, ma lo lascia in realtà a Caronia che andrà lunghissimo. Guaiana stacca bene di testa sulla pressione anche di Giorgio, però Frisella non può arrivare, è molto veloce, ma questa volta è veramente complicato prendere questo pallone perché nel modo di staccare ha preso un po' troppa forza l'attaccante, ricordiamo, ex di turno, per lui 3 gol quest'anno in campionato. Messina sbaglia il contrasto, Barraco ne esce molto bene fuori, poi Tarantino ruba il pallone ma si rimane ancora con il possesso palla nero-verde. Daguanno, Mbie la controlla con la suola, quasi un controllo da Futsal, poi Ravazza di prima, Samanna, palla fuori, sarà dunque rimessa laterale per il Castellammare che può avanzare anche con un po' di tranquillità con Adamo. Giorgio. Poi non arriva sul pallone.
Adamo, Messina, allarga bene il gioco, Frisella, controllo così e così, poi cerca Guaiana, Giorgiù fa rimbalzare anche Benivegna direttamente tra le braccia di Mistretta, che ancora una volta litiga un po' con il campo. Nel frattempo Adamo rimprovera Frisella, l'ho chiamato anche per nome, forse per qualche errore di troppo da parte dell'ex Misilmeri, che però è un bel giocatore comunque, ha tanta tecnica, e infatti qui lo fa vedere. Guaiana riceve la palla e calcia out, e dunque calcio d'angolo. Dicevamo, Frisella forse non ha avuto un inizio facile, però un buon giocatore, un giocatore che ha gamba su quella fascia e anche qualità per segnare. Quest'anno soltanto un gol, è vero, però tanto ha fatto un gran bel gol, ha fatto anche in Coppa. Poi un giocatore che ha comunque molta tecnica, anche sempre molto giovane. Intanto Mistretta con i pugni ad allontanare, corre, però la palla è fuori. Vediamo, qui si è alzato dalla panchina Campanella, che sicuramente starà soffrendo per non giocare in campo. Vediamo se poi arriverà il suo momento nel corso della seconda frazione. Sul punto di battuta va Piazza, rimessa lunga, lontana sta Benivegna, sempre salta molto molto bene. Ribaudo la controlla in due tempi, poi Caronia rimette questa palla dentro, Guaiana la tocca, non basta, da Guanno, Cammareri. Testa da parte di Buongiorno, Secan si ferma, buon dribbling, può avanzare il vice capitano dell'Accademia Trapani, poi Bassa, mannaggio, calcio di punizione, un po' troppo vistosa questa trattenuta, non poteva fare altrimenti il signor Curro, che infatti dichiara calcio di punizione. Vediamo chi batte, perché qui, diciamo, mancando Campanella bisogna vedere chi è il secondo battitore. Forse ipotizzo da Guanno, che infatti si va anche a prendere il pallone, ha battuto poco fa il calcio d'angolo. Vediamo se batterà anche il calcio di punizione, perché da lì si può puntare anche alla porta. Non è impossibile ipotizzare una conclusione diretta, più difficile sicuramente è un cross, ma il tiro da lì si può fare. Non abbiamo il metro per capire quanto dista, però dovrebbe essere ad occhio 23 metri, 23 metri, insomma. Calcio di punizione, c'è anche Mbie e Cammareri, però per come è messo Cammareri sembra quasi un passaggio per conclusione, invece no, va dritto da Guanno, la palla gira ma troppo e termina fuori. Buona occasione per minuto 30 per riportarsi sopra. E poi Caronia, come sempre, ormai si sostituisce a Di Paola, quelle che sono le battute lunghe. Cercare Guaiana di testa, anzi Frisella, chiedo scusa. Benivegna, campo dinanzi a sé, poi si appoggia da Guanno per Cammareri, finta di suola, poi sbaglia il passaggio. Giorgiù nettamente in vantaggio, però fa paura, e infatti si torna da Mistretta. Poi Ravazza sbaglia anche lui. Nel frattempo c'è tanto vento, diciamo sempre, le nostre partite qui, il vento è un fattore all'interno di questo campo, che potrebbe anche non permettere un gioco sicuramente aereo, ma piuttosto un fraseggio più corto. Adamo lotta su questo pallone, Mbie però la meglio, si appoggia Giorgio, Cammareri da Guanno, poi Cammareri, Mbie tocca la palla, Buongiorno un po' si litiga con il pallone, ribaudo con il sinistro, apertura perfetta verso Guaiana, fuori gioco. Forse qualche dubbio qui in realtà, perché sembrava essere partito prima Guaiana, non per l'assistente di gara, che invece ha sventolato la bandierina. Sbaglia Barraco, Frisella,
sinistro, viene murato, sarà rimessa laterale dunque, minuto 32 di gioco. Mancano 13 più recupero, Messina la controlla dentro la di rigore, spalla alla porta, si appoggia molto bene, traversone di Frisella, Giorgiù in spaccata, dice di no, poi Barraco, tacco di Daguano, regala però tutto a Messina che può crossare dentro Guaiana. L'anticipo di Benivegna è perfetto, perché Guaiana tocca sì la palla, la mette fuori, ma la pressione di Benivegna comunque va sottolineata. Giorgiù, Cammareri si fa vedere in bie, infatti è lui che prende il pallone, passaggio complicato, poi Daguano la mette giù, Barraco per Cammareri, sulla posizione perfetta da parte del capitano che salta l'uomo, Cammareri attacca, adesso cerca la superiorità numerica e traversone per Samanna che ci arriva, la tiene in campo, prova un dribbling ma piazza, si fa trovare perfettamente in posizione, Benivegna, l'appoggio, Ravazza, sta spingendo molto poco il numero 3, leggermente di più invece Capitan Cammareri, l'abbiamo visto infatti in precedenza. Però bisogna dire anche la verità, l'Accademia Trapani sta attaccando poco sulla sinistra con il duo Ravazza e Samanna, si attacca invece di più sulla destra con Cammareri e Barraco, un po' spento dicevamo Barraco, però quando mette il tasto on mi sono guai per tutti. Cammareri intanto, Barraco, buono l'appoggio, Mbie, buona gara da parte del numero 8, calza la palla verso Barraco che non la può tenere in campo. Minuto 34 di gioco nel frattempo, mancano 11 più recupero. Giorgiù alza a campanile, prende posizione Guaiana, la mette giù, Benivegna, spazza senza badare allo stile, Adamo con il petto, molto bene. Ribaudo, allarga da piazza, riceve il pallone, guarda i compagni, se fa una finta, crossa dentro, Ravazza si fa trovare lì. Si gioca tanto per il Castellammare sull'esterno, si gioca invece poco al centro dove Musso e Ribaudo non hanno toccato tanti palloni. Adamo, Caronia, centrale per il controllo di Ba, fa un buon lavoro, forse si è portato un po' troppo sull'esterno, poi Frisella con il sinistro, Mistretta blocca, ringrazia e fa ripartire i suoi. Benivegna, Mistretta non vuole rischiare nulla, Giorgiù, Mistretta, Daguano, aggancio perfetto ancora, che giocatore Daguano, poi buongiorno Secan sulla pressione di Caronia, forse subisce fallo, dunque calcio di punizione, buon lavoro da parte di Secan che poteva però forse allargare un po' prima il gioco sull'esterno. Ravazza, cross dentro sul primo, quasi dentro sul secondo in realtà. C'era Buongiorno che si era inserito, però Di Paolo ha fatto solo la palla. Caronia, lunga per Guaiana, Benivegna di testa, poi Imbie, lotta con l'altro numero 8 che Ribaudo, poi scarica da Daguano, sempre molto bravo. Imbie, Benivegna, Ravazza, per Secan, aggancio non dei migliori. Poi palla lunga, Samanna la può controllare, viene un po' strattonato da Caronia, poi rientra, è veloce Samanna, bella giocata ancora, Samanna dentro l'area di rigore, doppio passo, salta l'uomo, Samanna mette dentro, la tocca di palla, poi rimane lì, Secan non calcia, appoggia Daguano, finta di calciare, adesso allarga Cammareri, da lì invece doveva calciare Secan, però poi cross dentro, allunga di Adamo, palla che si impenna, allontana come poi piazza Benivegna. Dicevamo, da lì Secan aveva tutta la porta, non era facile, ma da lì uno come lui deve provarlo quel tiro. Palla imbucata, si gira, Barraco viene fermato. Velocità per Frisella sul lato di sinistra, è tanto veloce Frisella, può crossare adesso, vediamo, va dentro, palla a rimorchio per Guaiana. Anticipato però la chiusura da parte di Ravazza, però un brutto pallone con la parte di Frisella perché doveva darlo sicuramente meglio, però ripetiamo, il vento non aiuta. Messina alza la traiettoria, trova
Piazza, che però è stato beccato in posizione di fuorigioco quando siamo al minuto 37. Non manca molto. Mancano di fatti 8 minuti più recupero. Non ci sono state molte interruzioni, però 2 gol, quindi insomma credo che almeno un minuto ci possa essere. Poi vediamo se verremo smentiti o meno dal signor Currò. Mistretta, palla lunga per cercare Barraco, testa di Tarantino che sale in cielo, stacca molto molto bene e regala la rimessa laterale. Cammareri con le mani, salta da Guanno, Frisella va più in alto, Mbie, Balo pressa, ruba il pallone, lascia lì la sfera verso Guaiana, Ribaudo, c'è la pressione da parte di Mbie, può calciare, invece chiama l'apertura verso Messina, è ancora una volta fuori gioco. Anche qui forse un po' di dubbi. Adamo, palla alle parti di Malik Ba che avanza, palla con l'esterno, la tocca, poi favorisce ancora, parata di Mistretta e Guaiana si divora il gol. Che occasione, rimane giù però Mistretta. Piccolo momento di pausa. Insomma, una gara piuttosto divertente. Questa è stata una ghiottissima occasione. Ancora una volta è stato Ba a trovarsi dinanzi al portiere. Forse con un piccolo scavetto avrebbe potuto dire qualcosa in più. Però è stato anche molto bravo il portiere che è uscito. Adesso guadagna anche una porzione di applausi perché è rimasto anche a terra. Fortunatamente tutto ok, c'è anche un piccolo momento per dissetarsi. Siamo infatti arrivati ormai alla primavera. Questa è infatti la prima partita della primavera. In primavera, anzi. Dunque si è rialzato fortunatamente Mistretta. Minuto 39, quindi adesso dicevamo un minuto di recupero. Forse adesso sono 2 perché si è un po' perso il tempo. Palla lunga, Adamo di testa stacca molto molto bene, poi Piazza prova a controllarla come può, ci riesce invece il Ribaudo, bella giocata con il sinistro, la controlla, rientra in mezzo a 3, Samanna però fa un gran lavoro, poi dimentica il pallone, ma soltanto di fisico. E Ravazza guadagna la rimessa laterale, applausi per lui, poi Secani in mezzo a 2, Adamo ancora una volta lotta il capitano che va giù, Secani chiede scusa. Adamo batte il calcio di punizione nel minuto 40 di gioco, 1-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante su canali di Sportisili. Gran bella partita, già giù di testa, Messina la controlla, fa sportellate, poi allarga con il sinistro delle parti di Frisella che la controlla, guarda i compagni al centro, bella palla dentro per Guaiana, palla fuori, ma ancora una volta posizioni fuori gioco. Insomma, non abbiamo i dati del fuorigioco purtroppo, però credo che siamo arrivati quasi alla doppia cifra per Castellammare. Secanne prova a mettere giù, Adamo ancora una volta quasi stile taekwondo, poi palla che si impenna, Ba la mette giù, Messina lascia Guaiana, Ribaudo, Frisella, se crossa ancora, Frisella lo fa ancora una volta, ottimo per Mistretta che esce con i pugni, poi Piazza la controlla, calcia! E la palla va fuori non di molto, fatto bene a provarci qui Piazza. L'ha presa con un mezzo collo esterno, insomma un tiro piuttosto interessante, palla che non termina in porta, c'è fuori non di molto, ma gran bella azione da parte del Castellammare che adesso sta cercando di alzare tanto il baricentro. Vediamo infatti i centrali Adamo, Tarantino e Caronia leggermente più sopra rispetto a quello che invece è stato nei primissimi istanti della partita.
vogliono schiacciare l'Accademia Trapani, che invece vuole terminare probabilmente il primo tempo sul risultato di 1-1 per poi spingere tutto nel secondo. Tarantino, Giorgio di testa, non è perfetto, poi allontana, palla che si alza con Frisella che lotta con Barraco, alla meglio il set che poi scivola, ma è tutto regolare. Guaiana mette palla giù, bella l'idea verso Messina che potrebbe crossare, la tiene in campo? No, non la tiene in campo, sarà rimessa dal fondo quando mancano poco più di 2 minuti per la fine della prima frazione, chiaramente anche il recupero però. Giorgio va dalle parti di Imbie che mette giù la palla, c'è la pressione di Benivegna, Giorgio scivola Barraco, va incontro Buongiorno, testa Caronia, Daguan ancora, Barraco si ferma, vede Cammareri che forse cambia gioco, lo fa adesso infatti per cercare Samanna, testa di piazza, poi Daguan non si accorge dell'arrivo di Ribaudo, infatti anche un po' la prossemica di Daguan fa capire che non avesse visto Ribaudo. Ravazza, Secan sbaglia l'aggancio, Messina, Musso può avanzare, ma se calcia, allarga il gioco molto bene da Ribaudo che la controlla con il sinistro, poi traversone sul secondo palo, sbuca però Cammareri che allontana Frisella di testa senza fare rimbalzare il pallone. Musso ancora, posizione di fuorigioco nettissima di Messina che infatti si disinteressa e quindi siamo arrivati al minuto 44. Daguanno, le spalle, viene tallonato da Frisella. Cammareri, tocca Tarantino, poi rimpallo ancora per Cammareri, Secan di prima fa una sponda positiva, Cammareri adesso Imbie, forse può concludere il primo tempo in attacco l'Accademia Trapani, con Imbie che allunga il campo ma sbaglia e poi Ravazza mette una pezza. Sarà quindi rimessa laterale con Adamo. Guaiana, avanza Guaiana, minuto 45 di gioco, allarga dalle parti di piazza che si fa sempre vedere su quella fascia, la versione deviato, minuto 45 e sarà 1 minuto di recupero, dunque soltanto i 2 gol ed effettivamente i secondi per il piccolo infortunio di Mistretta, dunque soltanto 1 minuto. Ribaudo, di Tarantino per Guaiana, ma c'era anche Adamo che si stava coordinando, sono forse un po' incrociati i due e soprattutto disturbati. Cammareri può avanzare, si appoggia, Barraco, palla dalle parti di Buongiorno che oltre il gol non ha brillato molto però questo pomeriggio, se magari nel secondo tempo cambierà qualcosa, forse la posizione. Secan si appoggia, piazza in anticipo molto bene, mancano 8 secondi e con qualche istante di anticipo finisce anche la prima frazione, 1-1 il risultato. Gran bella partita comunque, non ci stiamo per nulla annoiando in questo pomeriggio qui a Trapani, sempre tanto vento diciamo. 1-1 con il gol iniziale da parte di Buongiorno con una bellissima conclusione da fuori, poi il pareggio di Malik Ba, in mezzo anche tante occasioni. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui su canale di Sportisili il secondo tempo in esclusiva della sfida. A dopo! Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro Marco Genduso, pronto per commentarvi e per guardarci insieme e divertirci per questa 22esima giornata di campionato Serie C2 Girone A che vede scendere in campo Palermo Futsal Club e Città di Bisacqueno. Queste dunque le scelte di
di mister Fascianella, che si può comunque vantare di avere una formazione sicuramente molto molto forte. Infatti guardiamo anche come è schierata, sempre veramente un 3-1 e si comincia anche con il primo pallone toccato per il Città di Pisacquino con Corsino verso Marzolo, pressione alta di Franco. Marzolo allarga, secondo palo e la sblocca Città di Pisacquino con il gol di Tamburello che buca Raccampo ed è 1-0. Passaggio, Chinnici è un 3 contro 1, Chinnici allarga, Franco accarezza, Franco addosso a Vintaloro che poi fa ripartire su due, Tamburello e Raccampo non perfetto di testa, insomma in 25 partite non male di certo. Poi Franco e la pareggia 1-0 Franco, un piccolo flipper, poi l'esultanza davanti la famiglia, davanti la moglie e i due bambini, e fa 1-1 Nazareno Franco, la pareggiata. Catania, sempre molto tecnico, che palla per Farina! E poi Vintaloro prende anche questa. Manforte a questo movimento le calcia a 5, intanto Campisi di ritorno ancora Raccampo! Cosa ha parato su Pennino? Questo è un miracolo assoluto, però sta rischiando tanto il Palermo. La Fiura! Guarda la porta, va sul sinistro, la Fiora! Vintaloro l'ha presa andando giù, quasi come una tartaruga. Scambia con Franco, finta, va sul destro, Vintaloro, poi la Fiora Lopez! Sotto porta! Forse l'uomo che meno ti aspetti! Lorenzo Lopez! Festeggia il compleanno così, l'ho fatto ieri, ma il gol lo fa oggi, 2-1. Guarda il gioco, Nicchia, palla dentro Chinnici! Perfetto! Il duetto Nicchia-Chinnici, appena entrato, anche il 10, continua a segnare e lo fa molto molto bello, ma che palla di Nicchia, 3-1. Può farlo, vediamo, allarga di cara Chinnici, c'è la Fiora che calcia, Vintaloro sul primo palo, bravissimo. Di prima cerca un'imbucata Chinnici per l'anticipo, Corsino! Raccampo chiude la porta, va incontro, infatti c'è il pallone, va sul destro, Pennino! Palla fuori, non di molto, ma fa bene Città di Pisacchino a provarci perché è una squadra forte, lo sa ed effettivamente si affaccia anche la porta. Tanto fuori Pisani, dentro su Jean, una volta lotta come sempre come un leone anche lui, Franco allarga per Nicchia, guarda la porta, prende in pieno il palo, mani in faccia per Nicchia. Nicchia, guarda la porta, Nicchia, cerca la punta, batte Vintaloro, anche una deviazione e al minuto 50 fa 4-1, Alessandro Nicchia continua a brillare questo giovane ragazzo. Su John avanza, allarga per Nicchia ancora, Vintaloro forse la tocca, non la tocca. Col portiere in campo, Farina, secondo palo su John, anticipa tutti e forse chiude anche la partita, 5-1, Ale su John, continua anche lui il momento d'oro, ma che palla di Farina che fa il primo assist. La ruba su John, può mettere dentro la Fiora, può calciare la Fiora, le finte, la Fiora! È tornato, it's back, esultanza, inchino davanti al pubblico, Vito la Fiora, fa 6-1. Marzola mette giù una palla difficile su Gian, aiuta Lopez, poi al centro la Fiora e va bene così, 6-1, vince il Palermo, vince con il Città di Pisacquino con il risultato di 6-1, qui l'abbraccio delle DS Fabio e Alessandra con i ragazzi, l'abbraccio di tutti i componenti delle due panchine, una gran bella partita che sicuramente non ci ha fatto annoiare con le due grandi squadre. Dunque vince il Primo Futsal Club che continua ad essere la capolista di questo campionato.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida che al momento vede il risultato fermo sull'1-1 tra Accademia Trapani e Castellammare. Sul punto di battuta vediamo l'ex di giornata Simone Guaiana. A gran voce mi stretta la propria formazione, i propri compagni. Nel frattempo fischietto in bocca, cronometro in vista. La palla viene persa da Guaiana. E qui continuiamo a dire il vento. Come sempre, inizia il secondo tempo dunque con Messina che lavora il primo pallone e poi va dietro da Adamo. Tutta lunga, testa di Benivegna, anche tallonato però sul suo salto da Guaiana, che come sempre è un giocatore che dà tanto fastidio sui palloni aerei, perché è un giocatore comunque che lavora bene quel tipo di palloni. Secan, Buongiorno, e poi liberato Cammarelli che qui sotto la nostra postazione avanza al centro. Buongiorno, Cammarelli a liberare Secan, poi Adamo, Frisella mette palla verso Malik Ba che fa un bel controllo, poi Frisella la porta con il mancino, palla in campo ancora 1-2 con Ba che è veloce, salta nettamente Giorgiù, va sul sinistro, poi entra dentro, può calciare e qui chiude tutto di stretta, ma gran bella occasione per Ba, ma qui forse un po' troppo leggera la marcatura di Giorgiù. Oggi forse non una gran bella partita la parte del centrale, solitamente invece impeccabile, oggi forse è un po' da rivedere. Frisella cambia gioco molto bene dalle parti di Piazza che fa rimbalzare il pallone, la controlla Piazza, traversone, regala vero a Benivegna che poi si impegna dando palla direttamente a Bartolomeo Caronia. Ribaudo, Caronia su Frisella, mette giù bene questa palla, Messina per Musso che entra dentro il rigore, poi cerca il traverso sul secondo palo, non sbuca nessuno, arriva a Piazza adesso direttamente dall'altra parte, poi Taversoni con il piede meno forte, Cammarelli allontana, poi Buongiorno alla controlla, palla che si impenna Ambie, alla mia sul ribaudo, poi Adamo che va dietro da Caronia, aveva capito Secan che però non ha rubato questo pallone, non c'è riuscito. Caronia, palla dentro per Ribaudo, la controlla, Ribaudo mette dietro a rimorchio Musso e fa 1-2, la ribaltata tutta il Castellammare con questo gol di Musso, ma grande palla da parte di Ribaudo che anziché calciare verso la porta ha visto il compagno messo meglio, lo ha servito e il gol è anche arrivato, 1-2. E oggi sembra quasi più una differenza di atteggiamento in campo, perché sembra un'accademia un po' superficiale in questo pomeriggio. Castellammare invece sembra avere qualche motivazione in più. Il risultato è cambiato dopo appena 3 minuti dall'inizio del secondo tempo e anche, possiamo dire, meritatamente, perché Castellammare sta giocando meglio questa partita. Nel frattempo il campo perde pezzi, diciamo, perché forse era un pezzo di calzettone, però non capivo molto bene cosa Frisella ha buttato via dal campo. Cammarelli intanto si ritorna dunque sul terreno di gioco, palla direttamente su Benivegna. Quando nel calcio si dice che la mentalità è tanto importante, oggi effettivamente c'è un Castellammare più applicato rispetto all'Accademia Trapani. Anticipo di Caronia, poi da Guanno, bello il lavoro, poi non Lucca addirittura da parte del 4, Giorgio Cammarelli va incontro Barraco di prima, sbaglia il passaggio, poi in anticipo Cammarelli, Benivegna, pressione di Ba, Ravazza, poi Caronia mette giù questa palla, non era facile, lascia ad Adamo, deviazione. Dopo si riscalda Lamin Boyang che potrebbe fare il suo ingresso, vediamo dove e al posto di chi. Ipotizziamo al posto di Savanna che non sta brillando, lui potrebbe giocare anche laterale.
non è l'unico però che si sta riscaldando. Tempo gioco fermo perché si riscalda anche Marco Savona. Al momento invece rimane in panchina Campanello, che attualmente nel tempo parla con la panchina mister Amoroso, forse qualcosa non sta funzionando secondo le sue vedute. Adamo, palla lunga per cercare Guaiana, testa di Benivegna, poi allunga ancora il campo Ribaudo, corre Guaiana che fa sportello con Ravazza, poi traversone tentato, non riuscito, Guaiana ancora a rimorchio, Musso se la porta avanti, Musso ancora con il destro, viene murato da Giorgio, fa un gran bel lavoro qui, ma Musso ancora una volta sempre molto interessante con questo tipo di inserimenti. Questo è un lavoro che sta facendo pressoché nel secondo tempo, perché nel primo in realtà stava tanto dietro, non avanzava più di tanto. Nel secondo invece qualcosa è capito, chissà che mister Cardinello gli abbia detto proprio questo tipo di movimenti, perché è stato quasi una partita due volte, primo tempo tanto conservativo, tanto qui sbaglia il passaggio Mistretta con Edaguano, Musso ancora ruba il pallone in banco, la salta il portiere Mistretta però fuori gioco. E qui anche molto sconsato Barraco sotto la nostra postazione, lo vediamo un po' forse non contento della prestazione sua, ma soprattutto della squadra che oggi non stava per nulla brillando. Dicevamo Mistretta ha fatto un brutto errore perché ha dato un pallone a Daguanno su una pressione di Musso che comunque era molto alta. Adamo di testa. Adesso Di Paola, tutto il tempo per poter addomesticare il pallone, si appoggia da Bartolomeo Caronia. Mbie allarga il gioco dalle parti di Samanna che mette dentro, conclusione poi Di Paola, fa un miracolo, palla che rimane lì e Buongiorno stava arrivando alla doppietta personale, ma un super Di Paola gli ha negato questo gol. Che parata! Nel frattempo bisogna guardare anche un po' la classifica, perché Castellammare adesso con questi 3 punti è Debra ancora a 34. È vero, forse la matematica praticamente non c'è, perché sono i 12 punti con il Don Carlo Misilmeri, però bisogna insomma guardare tanto, è veramente impossibile parlare di playoff, però comunque Castellammare lotta per intanto confermare la categoria, e questa vittoria di oggi potrebbe veramente avvicinare tantissimo quello che è l'obiettivo, anche al netto delle prossime 3 partite che sembrano comunque agevoli, essendo tutti scontri diretti. Questo sarebbe un grande obiettivo però per il Castellammare, anche una vittoria forse importantissima. Dall'altro lato invece si fermerebbe l'Accademia Trapani con questo sogno chiamato playoff, però insomma la classifica dice questo: 3 punti con il Don Carlo Misilmeri, sono un po' di più invece quelli che separano dalle San Giorgio Piana, che attualmente sta vincendo. Bisogna vedere tanto bene la classifica. Tempo prende forse un pestone, poi Ravazza ancora lotta molto bene qui, forse c'è un fallo, però non viene ravvisato dal direttore di gara. Mbie mezzo a 3 maglie bianche, fa un gran bel lavoro. Cammareri per Secan, la porta lui dalle parti di Barraco che aggancia, poi il passaggio non è di migliori. Poi sbaglia il passaggio, anche un po' un errore ingenuo. Guaiana libera adesso nell'apertura l'avanzata da parte di Piazza, che però regala un pallone a Benivegna, poi scivolata di Daguanno che viene trattenuto in maniera irregolare. Nel frattempo anche mister Amoroso vuole continuare a far scaldare i suoi calciatori. È stato un terzo giocatore, adesso vediamo anche conferma di chi si tratti. Tanto Giorgiù, Cammareri, Secan ha anticipato Tarantino. Pochi palloni giocabili però per lui.
Tanto si riscalda pure Rizzo. Cammareri. Petto di Buongiorno. Barraco. Trova una giocata fine. Musso. Ruba l'ennesimo pallone. Guaiana per Reba. È veloce. Benivegna però lo riesce a far stare lì. Lo tampona. Poi Guaiana rientra sul destro. Palla ancora a rimorchio per la conclusione di Ribaudo. E qui Giorgio fa un miracolo assoluto perché si frappone tra la palla e la porta. La prende lui. Prende però anche soprattutto una brutta pallonata. Forse con il volto addirittura Giorgio, perché è molto dolorante, se non è il corpo, se non è il volto, forse è bocca dello stomaco, insomma. Perché è molto dolorante, si è però rialzato, non c'è bisogno dell'ingresso dello staff di mister Amoroso, dunque tutto ok, fortunatamente anzi no, sta battendo i piedi, quindi insomma credo che la pallonata non sia arrivata né sul volto e né sulla bocca dello stomaco. Credo che un po' ci siamo capiti anche dove sia arrivata questa pallonata, un po' abbastanza dolorosa, così per dire. Intanto stacca di testa ed è il 3-1 da parte di Tarantino che stacca da solo, nessuno lo sta lì a marcare e lui non se lo fa dire due volte, fa 1-3 al minuto 55. Adesso è dominio Castellammare. Adesso mi sarà amoroso anche chiama Secan a dire dai Mario, pensaci tu, qui suona un po' la carica perché qualcosa non sta funzionando oggi in casa Accademia Trapani. Il risultato è abbastanza chiaro, 1-3, mi permetto di dire anche in maniera giusta per il Castellammare che sta dominando questa partita. Cammareri. E con questa vittoria il Castellammare potrebbe veramente mettere un'ipoteca sulla salvezza. Non matematica, ma quasi. Tanto Caronia lascia andare quel pallone. Tarantino, trova del gol del 1-3. Messina. Poi Imbie per Samanna, fa un buon lavoro, viene fermato però da un super Caronia. Poi Musso per Ribaudo, potrebbe fare correre Bar, non l'ha visto probabilmente. Poi Frisella, cambia gioco, bella questa l'idea per lo scatto tentato da Guaiana. E poi l'aggancio da parte di Ravazza non è dei migliori, quindi lo favorisce la palla, poi in realtà è in campo, quindi lo favorisce. Bella qui il controllo, Secan allarga il gioco, Buongiorno Frisella e nel ripiegamento difensivo fa una bella chiusura perché regala il possesso a Tarantino, dunque 1-2. Tempo. Poi Adamo, insomma, non risparmia le sue corde vocali, nel frattempo palla in profondità, Perba che salta in stretta, che però mette il piede nel punto giusto e dunque lo porta all'esterno, va ancora sulla posizione di Frisella, non lo serve, va dietro da Musso che guarda la porta, cambia tutto. Nel frattempo sono pronti due cambi per il Castellammare, Piazza avanza, cross dentro, la tocca Guaiana, la controlla, vuole girarsi, non riesce, poi si appoggia ancora per Ribaudo e poi la parata di mistretta, calcio d'angolo, ma continua ad attaccare il Castellammare. Nel frattempo gli ingressi saranno di Mattia Terranova e Dario Taibi, saranno due calciatori ad entrare. Taibi che è un esterno, Terranova che giocherà assolutamente in mezzo al campo. Andrà quindi Ribaudo a battere il calcio d'angolo, però i cambi ci saranno dopo il calcio d'angolo. Nel frattempo ne approfitta per bere anche Tarantino. In precedenza insomma è stato un po' richiamato, per dire così, da capitano Adamo, che lo ha chiamato a gran voce dicendo insomma fondamentalmente di non rischiare quel genere di giocate. Intanto Barraco chiede un po' d'acqua. Gioco ancora fermo con Mistretto a terra, infatti si sta riscaldando anche il secondo portiere, che è Riccardo Pileri, che potrebbe scendere in campo a questo punto perché credo che
E il cambio arriva, infatti. Perché Pileri sta per entrare. No, chiedo scusa, Vincenzo Galesi si tratta chiaramente, non è di Pileri, il secondo del Castellammare. Piccola defaillance qui. Sarà Galesi ad entrare, dunque non è... riesce Mistretta che va fuori e dunque Galesi, portiere molto molto alto, vedete è abbastanza imponente nella sua stazza fisica, Vincenzo Galesi. D'altro lato invece Taibi e Terranova dovrebbero entrare a momenti, ma come dicevamo prima, dopo il calcio d'angolo si è perso qualche minuto e Galesi non si è nemmeno riscaldato perché non si aspettava chiaramente di entrare, quindi Mistretta lascia il campo. Sarà calcio d'angolo con il ribaudo, battuta dentro, palla che rimane lì lontana da Giorgio, si impenna, saltano in due, poi Musso e Messina mette una conclusione mancina solo esclusivamente per allontanare il pallone. Nel frattempo dovrebbero esserci cambi, non c'è ancora cenno, arriva adesso e quindi Taibi e Terranova, uno che esce il ribaudo perché l'abbiamo sentito chiamare. Quindi Terranova per ribaudo, questo è il primo cambio che dicevamo. Taibi invece dovrebbe... entra per Guaiana. Guaiana un po' triste, dice sto bene, voleva continuare a giocare Guaiana, sta facendo una gran bella partita, però i cambi chiamano e dunque entrerà Taibi, è un giocatore comunque che gioca un po' più sull'esterno, quindi ipotizziamo che adesso non ci sarà un vero e proprio attaccante, diciamo, degli ultimi metri, perché va un giocatore che comunque svaria tanto. C'è un po' contrariato Guaiana, voleva continuare a giocare, sta effettivamente facendo una buona partita, comunque il 9 da ex, non ha segnato però, buona gara. Tanto Benivegna si torna dunque in campo con Taibi che infatti farà la punta insieme a Malik Ba, però ipotizziamo, dicevamo, un atteggiamento un po' più laterale. Intanto secondo di testa per Buongiorno che può allargare per Barraco, palla leggermente più indietro, riesce comunque a controllare il numero 11, Barraco avanza e sul destro si allarga forse un po' troppo, poi cerca di rientrare traversone, Secan la controlla, allontana Terranova appena entrato, Ba di testa, Giorgiù, si scontrano i due, tutto ok. Galesi da Guanno, palla al centro, sempre da Guanno, che è uno dei più propositivi nel primo tempo, è un po' calato anche lui. Adesso di Terranova, poi Benivegna, Ravazza, sbaglia il passaggio Adamo, ancora una volta bella chiusura da parte del capitano, poi lotta Taibi, in anticipo c'è Perombie che spazza il pallone che finisce quasi fuori al campo. Nel frattempo dentro Boyang al posto di Saman, effettivamente abbiamo dovuto il cambio con il 9 che giocherà dunque laterale, ma crediamo anche vicino un po' a Secan ogni tanto. Poi altro cambio per il Castellammare. Nel tempo si torna in campo con Taibi che fa subito giù, lotta perché ad entrare sarà Milana. Milana al posto di Messina, questo è il cambio di Mister Cardinale. Entrerà anche Boyang, dicevamo, per Samanna. Tanti cambi, tantissimi adesso, anche perché la stanchezza si inizia a fare sentire quando siamo al minuto 64, un po' claudicante anche Messina. Forse un po' di stanchezza, forse qualche colpo ricevuto. Ecco, infatti Boyang al posto di Samanna.
Adamo, palla lunga, di testa spizzata di Taibi, poi palla che rimbalza, Cammareri allunga più che può, Secan rincorre il pallone ma c'è un anticipo netto Caronia, anche Buongiorno ci ha provato con questo scatto da centometrista e dunque Di Paola fa sua la palla. Intanto sentiamo anche la voce di Galesi che dice alla propria difesa di non abbassarsi troppo. Frisella mette giù la palla, poi Iba, Milan cerca di allungare il campo, lo fa perché trova a terra Nova, cross delizioso per Ba che mette in controtempo Galesi ed è 1-4, tutto troppo facile per Castellammare adesso. Mister Amoroso non è contento per nulla, anzi tutt'altro, sta richiamando i suoi, non piace questo atteggiamento di questo pomeriggio. Infatti noi chiederemo poi cosa è successo, perché insomma non sembra la squadra che ha vinto con le Don Carlo Misimire e nemmeno con il Lascari Cefalù. Un pomeriggio no, può capitare, è chiaro, però non può essere una giustificazione questa per l'Accademia Trapani, che sotto ora di ben 3 gol. Mbie, Daguanno, preso in controtempo Galesi, che poteva effettuare anche la prima parata della sua partita, ma non è riuscito. Cammareri intanto, finta su Ba, molto bene. Grande atteggiamento invece da parte della squadra di Mister Cardinale, che è vicinissima ad un successo fondamentale per la classifica, per raggiungere la salvezza meritata per quello che stiamo effettivamente vedendo in questo pomeriggio qui a Trapani. Nel frattempo c'è un altro cambio, sempre per i bianco-blu. Adesso viene chiamato il team manager con Emanuele Lopez, che dovrebbe fare il suo ingresso, credo, a sinistra. Vediamo chi esce, perché dovrebbe forse uscire Frisella. No, esce Piazza, dunque va a destra, ma credo che Frisella possa andare a giocare sull'altra fascia con Lopez a sinistra. Questa è un po' un'ipotesi che facciamo. Vediamo se effettivamente sarà così. Lopez è entrato adesso, no, va sulla destra, perché Frisella rimane a sinistra, comunque va sul lato di destra Lopez, ci aspettavo a sinistra. Non è così. Adamo, anticipo su Taibi, poi Mbie, palla che rimane sempre lì, Giorgio, la prima partita non è positivissima, Galesi, Benivegna, Daguanno, Giorgio, Benivegna. Adesso giro palla da parte dell'Accademia Trapani, Galesi viene chiamato anche lui sul pallone, vuole qualcuno, non lo trova, forse va lungo. Gran bel rilancio, Secan mette giù con il petto, poi fa sportate con Caronia, si appoggia, Barraco vuole entrare dentro il campo, lo fa molto bene, salta l'uomo, Barraco cerca una conclusione di rabbia qui Barraco, poi se la riconquista, adesso allarga verso Cammareri che crossa dentro sul secondo palo, non sbuca nessuno, trova adesso Bojang, ma il pallone è anche fuori. Questa è un'azione da Accademia Trapani effettivamente. Minuto 69 per chi si fosse sintonizzato in questo istante, 1-4 il risultato per il Castellammare, che sta dominando effettivamente, meritando questo successo al momento, quando mancano poco più di 20 minuti. Poi va giù e poi ancora un cambio. Insomma, Castellammare non sta lasciando nulla al caso, tanti cambi, forze fresche. Mister Cardinale vuole tutti pronti per il finale di stagione, perché mancano 3 partite, dicevamo, tutte e 3, mi permetto di dire,
all'altezza per il Castellammare, che potrebbe conquistare la salvezza anche già dalla prossima giornata di campionato. Il palla qui non perfetto, per Caronia invece spazza più lontano che può. Palla che rimbalza, Giargiù, poi Frisella, Frisella ancora, e poi passaggio che non va a buon fine, Barraco, arriva Buongiorno, stacco e poi da Guanno, Buongiorno fa una bella giocata, finta, rientra, torna dietro da Benivegna. Entrerà Lo Bosco nel frattempo per il Castellammare. Andiamo al posto di chi? Tanto Barraco nasconde il pallone molto bene, Frisella però capisce tutto in anticipo, Caronia allontana, palla che rimbalza, ancora Giargiù lascia verso Benivegna, Ambie che ha cercato di prendersi in mano il centrocampo, non c'è però riuscito, numero 8. Buona gara, però forse non ha aiutato tanto dei compagni. Barraco, Ambie ancora. Buongiorno, si gira, vuole l'imbucata per Secanne, fermato e poi spazza. Musso, che forse ha preso anche un colpo, forse è semplicemente stanco. E il cambio forse sarà proprio per Musso. Quindi chiamato l'assistente di gara perché dovrebbe essere un cambio. Perché Lo Bosco è pronto ad entrare. Qui però il gesto di Adamo non è buono, perché ha fatto il gesto quasi a dire si è fatto male muscolarmente. Questa è una brutta notizia però. Vediamo perché è stato rimesso. Qui sta zoppicando. Vediamo uscire. Insomma è molto dolorante. Adesso poi lo chiederemo chiaramente al tecnico. Da Guanno che l'aiuta ad uscire, che è un bel gesto da parte del 4. Molto doloroso. Ha fatto un cenno muscolare poco fa Adamo. Forse uno stiramento. Gran bella partita per Musso, che adesso però lascia il campo. Poi conclusione di Daguanno, deviata, si impenna, poi scende quasi all'ultima. E insomma, dicevamo, non una buona notizia però per Musso, che forse potrebbe anche lui finire la stagione anzitempo, no? Chiaramente ci auguriamo che non sia così. Sarà quindi calcio d'angolo, va da Guanno a battere, traversa sul primo palo, chiude Caronia attentamente, poi Imbie sembra in vantaggio, vince il contrasto con Lo Bosco, palla al centro per Buongiorno, si appoggia Secanne, non riesce a calciare ancora, Secanne rimane sempre lì e poi la palla va fuori con Terranova che ha pescato chissà se l'aveva visto o meno. Questa volta lo vede sicuro e Bojang invece fa una bella chiusura difensiva tornando dietro da Galesi. Cammarelli. Giargiù, palla brutta di ritorno però. Adesso Galesi. Giargiù. Barraco. Nel frattempo Cammarelli a dire a Barraco di andare un po' più in avanti. Tanto bello quel velo da parte di Daguanno per liberare la velocità da parte di Ravazza. Poi Secanne si gira in mezzo a due, cambia gioco, trova però l'opposizione da parte di Terranova. Taibi va giù, conquista un calcio di punizione, fallo di Giargiù. Poi Giargiù si allaccia gli scarpini. Minuto 74, tantissimi cambi in questa partita, in questo secondo tempo, con dei ritmi un po' più bassi rispetto a quelli della prima frazione, dove ci ha anche raccontato tanto. Secondo tempo invece tanti gol, forse meno qualità sul ritmo. Frisella, Tarantino,
Terranova, poi Adamo mette giù il pallone, c'è la pressione di Secan, timida però, chiama Di Paola. Lo Bosco cerca un passaggio, ma non è dei migliori, perché nel frattempo con l'uscita di Musso, l'ingresso di Lo Bosco, quest'ultimo è andato in difesa con Caronia che invece si è schierato come centrocampista. C'è anche stato un altro cambio perché Lo Bosco sì, sta facendo il centrale, ma non ha preso proprio il ruolo di Caronia, che era proprio il centrale di una difesa a 3, ma si è messo come centrodestra. In questo caso è stato Adamo a cambiare la posizione da centrodestra a centrale della retroguardia di Mister Cardinale. Insomma, queste le decisioni. Nel frattempo palla che si impenna, Cammareri con la coscia, salta in testa Terranova, molto molto bene, chiama Frisella che l'appoggia, Terranova ancora, Frisella la prende questa palla dopo che Cammareri è stato un po' a vuoto. Taibi, avanza Taibi, cambia tutto perché vedi che al centro ci sono i compagni, c'è Milana e poi Adamo. Frisella, Caronia, centro, bella palla di Taibi, poi con l'esterno Terranova, che palla illuminante, cercare la velocità, poi finta su Ravazza, al centro ancora Terranova, Lopez ci ha provato, non ci è riuscito. Bojang, Mbie, quasi un po' sconsolato anche Mbie, che non ha mollato un centimetro, però adesso forse un po' di stanchezza anche, un po' di delusione per questa partita. Secan larga il gioco, Cammareri, nel frattempo pronto Savona ad entrare. Secan si gira in mezzo a due, fronteggia Terranova, poi Imbie ancora avanza per Barraco, anticipo netto di Tarantino, gran bella partita anche del braccetto di sinistra da parte di bianco-blu, poi si complica la vita Milana, fa fallo da Guano, non è d'accordo. Forse è pronto un cambio con Savona che dovrebbe infatti prendere il posto, vediamo di chi. Dovrebbe uscire Buongiorno, se non abbia sentito male, perché abbiamo la postazione del Trapani qua sotto da noi, quindi. Frisella con il petto, testa di Barracco, poi Malik Bautoli di 2 gol. Questa partita, grande bella gara per l'attaccante, che oggi ha firmato il suo 10° gol stagionale, 8 in campionato. Frisella, bella la sponda, poi Terranova, Milana, poi trattenuta, tutto ok, con Buongiorno chiede scusa e dovrebbe anche lasciare il campo per Savona, però battuto rapidamente Castellammare, quindi il cambio viene rimandato di qualche istante. Larga il gioco per Frisella, lo spazio sulla sinistra, decide invece di appoggiarsi da Tarantino, non ne vuole rischiare nulla il Castellammare, un giro palla lungo, Caronia, e adesso Terranova cambia gioco, ma sbaglia decisamente anche Lamin Bojang, e dunque cambio con dentro Savona. Però c'è un cambio che viene ancora però posticipato, perché non è arrivato al direttore di gara l'informazione da parte dell'assistente che Terranova, Caronia, Frisella, gioca molto bene Castellammare adesso. Taibi sbaglia l'appoggio, poi Baracco anticipato, Caronia ancora, poi ne 2 addirittura per rubare il pallone. Buongiorno che sa che questa dovrebbe essere la sua ultima occasione, sta cercando di andare a mille su tutti i palloni per svuotare tutte le cartucce, però il cambio continua a essere posticipato. Ricordiamo, la palla deve uscire chiaramente fuori, deve essere il gioco fermo per il direttore di gara a fare cenno di fare il cambio. Non è come invece nel mondo del calcio a 5, in cui essendo cambi volanti infiniti soprattutto, può essere effettuato anche durante l'azione in gioco. Bojang, Benivegna, lancio per Barracco, chiude Tarantino, poi Frisella,
Terranova si guarda attorno. Frisella ancora, Terranova. Minuto 80 di gioco, palla alzata a campanile. Savona sta aspettando da almeno 3 minuti forse di entrare. Secanne la controlla, forse una piccola trattenuta di Adamo, ma si continua. Daguanno. Poi Cammareri. Daguanno. Poi con il braccio forse Terranova, salta Cammareri, poi prova il tunnel, non riesce. Cambio arriverà però adesso. Con Buongiorno che lascia il terreno di gioco a Savona. Frattempo gioco fermo con Frisella che prova tra le braccia. Caronia. Frisella. Caronia. Frisella. Duro qui Daguanno con Frisella che lo guarda un po' male. È molto doloroso qui Frisella. Adesso basta, qui stai facendo il centrocampista per pur di tenere quei palloni e non rischiare nulla, si è praticamente abbassato lui, fa il centrocampista con Taibbi che fa la punta, Terranova da trequartista quasi, ma lui fa il centrocampista centrale adesso, insomma è molto applicato il numero 11 che fa 2 gol, fa una gran bella partita e adesso fa pure il centrocampista. Testa di Frisella che stacca in cielo, Terranova, Taibbi non si inserisce, Terranova decide di tornare di fatti dietro. Frisella. Bah. Poi Tarantino, nel frattempo pronto un altro cambio. Dovrebbe uscire Daguanno adesso. Per Rizzo, tanto è rimasto giù ed è giallo di Mbie. E dunque forse è un fallo. Chissà che magari questo giallo per Mbie non possa cambiare anche le scelte del cambio, perché doveva uscire Daguanno, però forse Mbie potrebbe uscire, vediamo. Per Rizzo. Vediamo. No, dovrebbe essere confermato, dunque fuori Daguanno, dentro Rizzo, questo... Cambio adesso, minuto 83 di gioco, 7 minuti dunque per giocatore Rizzo. Lascia il campo, qui vediamo, infatti 5 con la panchina, un po' sconsolato anche lui, buon primo tempo, per il secondo forse un po' lasciato anche lui solo, insieme a Mbie a centrocampo, hanno provato i due a imbastire delle azioni, ma nulla da fare, intanto Benifica si sta verso Galesi. Nel frattempo viene chiamato Taibbi ad andare un po' più indietro, Frisella chiude sul passaggio di Rizzo, non è perfetto, il primo pallone toccato a parte del numero 13, Giorgio. Benivegna. Giorgio. 84esimo di gioco, ci sarà sicuramente un recupero cospicuo perché tra gioco fermo, gol e tantissimi cambi, insomma, immaginiamo che qualcosa da recuperare ci sarà, però è stato anche se il 4-1, quindi insomma, potrebbe non essere in realtà così tanto importante. Vediamo, Secana allarga bene per Barraco che cerca la porta, ancora una volta un tiro di rabbia, stretto sul primo palo, poteva invece forse concludere sul secondo,
Ma nel frattempo c'è pronto un altro cambio perché dovrebbe entrare con la casacca numero 16 Salvatore Russo. Adesso mi sembra Rosso sta concedendo un minutaggio un po' a tutti. Rizzo la tocca, poi Benivegna con buon disimpegno nel numero 5, si appoggia a Bojang. Uscirà Mbie con la maglia numero 8, dentro appunto come diciamo Russo. Rizzo. Giorgio, sono ritmi molto molto bassi, c'è tanto giro palla, poiché occasione da gol, insomma, gli ultimi 20 minuti praticamente nessun tiro in porta, né da un lato né dall'altro, o meglio, tiri sì, però non importa, dicevamo, quello di Barraco ad esempio. Secanne, guarda la porta, è veloce, si autolancia, Secan, bella giocata Secanne, guarda la porta! E questa volta ci è andato veramente vicinissimo, quasi un po' a risponderci a quello che stavamo dicendo, perché Secan fa vedere che quando vuole, insomma, può essere pericoloso, lo è sempre, chiaramente uno come lui. Non ha trovato la porta, però bella giocata, intanto fuori in Mbie, che è rimasto giù, forse un po' stanco, dentro Russo. Lascia quindi il campo il centrocampista dunque si ritorna in campo. Giro palla difensivo con Ravazza, adesso Russo, c'è Rizzo vicino a lui, infatti riceve pure il pallone numero 13 che allarga su Bojang, toccano il pallone tutti i neoentrati. Ravazza, Bojang ancora. Se cambia gioco, c'è quello spazio, infatti fa proprio questo da capitano Cammareri, va centrale, sbaglia il tocco, Terranova, poi Tarantino, regala però a Russo che fa buona guardia, avendo visto subito il suo avversario Tarantino, poi spazza più lontano che può, Giorgio la mette giù con un gran bel controllo. Poi su Secanne, veloce, prende il tempo, Secanne, pallonetto! E rende meno amaro questo risultato. Gran bel gol di Secanne che scatta in velocità e fa il gol del 2-4. Si lamenta la squadra ospite, voleva una posizione di fuorigioco, ma non c'è nulla e dunque Secanne trova l'ennesimo gol del suo campionato, 2-4. Questo è un gol importante chiaramente per Secanne, che per quanto riguarda la partita probabilmente non significa nulla, però almeno per il morale sicuramente fa bene anche dal punto di vista personale al giocatore che comunque continua a fare gol. Russo. ...88 di gioco intanto. Adamo. C'è Frisella che chiede palla, infatti la riceve adesso, torna dietro al compagno Tarantino. Adamo ancora, minuto 89, manca un minuto, poi conosceremo anche l'entità del recupero. Ben 6 gol questo pomeriggio, insomma non ci siamo annoiati. Primo tempo molto molto divertente, nel secondo forse meno occasioni ma più gol. L'ultimo in ordine cronologico, quello di Secan, tra i più belli chiaramente di questo pomeriggio, un bel pallonetto, insomma. Nel frattempo Torrigara forse sta perdendo il recupero, vediamo, perché siamo ormai circa 40 secondi dalla fine
i tempi regolamentari. Di Paula va lungo, testa di Frisella. Cammareri. Taibi, mezza, 2, subisce fallo. Qualche dubbio forse. Tempo, vediamo quanto manca, 20 secondi. Ma forse adesso conosceremo il recupero. Caronia, sventagliata lunghissima. Praticamente fatta per allontanare il pallone più che per giocarlo. Sono 3 minuti di recupero, dunque altri 180 secondi alla fine di questa partita. Cammareri, Barracco. Bella qui la giocata, la girata da parte di Rizzo che sbaglia per il passaggio. Caronia, poi Frisella, ancora Caronia, Frisella. Caronia, gran bella sventagliata qui per Lopez che la controlla. Fa finta di scaricare idro, poi in realtà scivola. Si arrabbia un po' con se stesso per non essere riuscito in questo scatto. Era molto bello in realtà la finta, perché ha fatto una bella finta di corpo, poi ha provato ad andare lui, poi ruba il pallone Terranova. Intanto punta la difesa che però è schierata, si appoggia saggiamente dietro. Caronia, Adamo, Lobosco e adesso Di Paola. 120 secondi separano alla fine del match. Questa vittoria importantissima per il Castellammare che torna a casa. La distanza non è molta, con 3 punti in più in classifica, che fanno sicuramente molto molto bene. Qui bel lavoro da parte di Rizzo. Cammareri, Giargiù, Benivegna, quindi Russo cambia gioco per Barracco che può arrivare, ma l'ha toccata Frisella per ultimo e dunque sarà calcio d'angolo. C'è tempo ancora per creare un'occasione, crediamo di sì. Poi Barracco crossa dentro, palla che rimane lì, si alza sopra la traversa con Di Paola. Manca 1 minuto adesso alla fine del match. Comunque una gara positiva, molto divertente. 6 gol abbiamo visto in questo pomeriggio. L'atteggiamento però migliore sicuramente da parte del Castellammare. La motivazione di vincere era veramente tanta, si è vista in questo campo. Cercare di chiudere quanto prima possibile quello che è il discorso chiamato salvezza. Non poteva che essere altrimenti. E questa vittoria avvicina veramente tanto, tantissimo a quello che è l'obiettivo di mister Cardinale. Poi ovviamente una domanda in tal senso verrà effettuata. Cammareri, rilancio lunghissimo e forse potrebbe anche essere terminata la partita, vediamo perché mancano 10 secondi, forse sul rinvio di Di Paola ci saranno i titoli di coda. 5 secondi, 4 secondi, vediamo. Adamo, fischietto in bocca e poi va bene così perché finisce il match, vince il Castellammare in trasferta contro l'Accademia Trapani con il risultato di 2-4. Insomma, gara molto molto divertente con 6 gol, vinta dagli ospiti che fanno un grande balzo per la salvezza. Invece forse si complicano anche tanto i giochi per l'Accademia Trapani per inseguire il sogno chiamato playoff. Nel frattempo noi vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima.